Un DPCM nato storto, anti-Covid ma anche anti-economico, nato da uno Stato centralista che taglia le gambe a tutti. Palestre, bar, ristoranti finiscono in clausura. Non hanno fatto le opportune valutazioni, cioè non si sono calati nella realtà di quello che accade sul territorio. Evidentemente nel palazzo sono troppo chiusi e quindi non escono a capire quali sono i problemi della gente. Facendo i sindaci e facendo gli amministratori si capisce qual è il problema e si interviene meglio. Avrei lasciato quindi alle regioni e ai comuni l'autonomia di decidere in base alla situazione sanitaria come intervenire per ogni occasione, per ogni situazione, tipologia di intervento da fare. Il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, avrebbe lasciato mano libera ai comuni e alle regioni sugli interventi da fare, anzi, più che mano libera lui usa un'altra espressione. Risentiamola. L'autonomia di decidere. L'autonomia di decidere. L'autonomia, sì, questa riforma che il governo ha accantonato, in tempi di epidemia sarebbe stata preziosissima perché avrebbe permesso di calare sul territorio provvedimenti più sartoriali tagliati su misura per le aziende del nord-est. Il Trentino ne è la prova. I locali della provincia autonoma non chiudono alle 18, i bar abbassano le saracinesche alle 8 di sera e i ristoranti chiudono alle 10, così da non perdere il giro delle cene che invece in Veneto, come nel resto d'Italia, sono state stoppate dal governo. Il tema dell'autonomia è un tema su cui i veneti si sono già espressi con una larghissima maggioranza ed è un tema da riprendere assolutamente. A Roma fanno finta di non sentirci, bisogna insistere, su questo c'è l'appoggio anche nostro come amministratori a Luca Zaia perché porti avanti come governatore del Veneto questa battaglia politica e non solo.